del nuotatore trevigiano ferito a Roma. In un video gli istanti drammatici del ferimento. Intanto ieri sera l'arresto dei suoi aggressori che hanno ammesso di aver sparato a lui per errore. A Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli contestato il tentato omicidio con premeditazione. Il padre di Manuel incontra questore poliziotti. Da Trieste la nonna parla di rabbia e speranza. Controlli nei locali inaspriti negli ultimi 2 mesi nella Marca in seguito alla strage nella discoteca di Ancona che ha causato 6 vittime, attenzionati la somministrazione di alcol ai minori e il sovraffollamento. La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia per avere più risorse da gestire nel territorio e alleggerire anche la parte burocratica. Carenza di medici di base a Ponzano, raccolte 1848 firme, penalizzati soprattutto gli anziani, dicono i sindacati, petizione che sarà consegnata al direttore dell'Urbe Benazzi e al governatore Zaia. Un ponticello che colleghi l'azienda ad un parco per permettere ai dipendenti di trascorrere un po' di tempo all'aperto. L'idea di un imprenditore trevigiano, stare a contatto con la natura, dice, stimola anche la creatività. La mia terra, progetto culturale e musicale per sostenere le montagne bellunesi devastate dal maltempo, concerto a Treviso e tra i boschi abbattuti di Falcade. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque torniamo a parlare del caso di Manuel, il giovane nuotatore trevigiano ferito a Roma. Ieri sera l'arresto dei suoi aggressori che hanno ammesso di aver sparato a lui per errore. L'obiettivo sarebbe stato un altro uomo. Intanto arriva un video che racchiude gli ultimi drammatici momenti prima dello sparo. Scena di vita qualsiasi, 2 ragazzi davanti a un distributore di sigarette, la luce che ne illumina i volti, poi, come nel peggiore degli incubi, sentono qualcosa, qualcuno, si voltano e lui improvvisamente si accascia. In un video di cui è entrata in possesso l'agenzia di stampa ANSA, gli istanti dello sparo a Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano ferito a Roma sabato sera. Come per la vita di Manuel, passato dal sogno di andare alle Olimpiadi al dramma di non poter più camminare, in un istante anche nel video tutto cambia e dalla normalità si sfiora la tragedia. I suoi aggressori sono da ieri sera in isolamento nel carcere di Regina Coeli a Roma, accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, questi i loro nomi, compariranno domani davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Hanno ammesso di aver sparato a Manuel per errore, pioveva, era buio, aveva il cappuccio alzato, hanno detto agli investigatori della squadra omicidi, anche se il video racconta un'altra verità. Il cappuccio lo indossava Martina, la ragazza del 19enne trevigiano, che era invece a capo scoperto. Non indossava neppure un berretto, ma quando si è voltato, richiamato dalle urla dei 2 in scooter, non ha avuto il tempo di farsi riconoscere, colpito a bruciapelo al petto. La fidanzata cerca di soccorrerlo, chiama l'ambulanza, si vedono arrivare 2 poliziotti già presenti in piazza Eschilo quella sera all'Axa per essere intervenuti poco prima per una rissa al pub, quella in cui sono rimasti coinvolti anche Marinelli e Bazzano, tornati a casa a prendere la pistola per regolare i conti con quelli con cui hanno poco prima fatto a botte, ma colpendo il bersaglio sbagliato. Siete i miei angeli, ha detto il papà di Manuel, Franco Bortuzzo, incontrando oggi il questore di Roma e gli agenti che hanno permesso l'arresto dei 2 aggressori del ragazzo, riferendo che Manuel li ha riconosciuti ma che non li aveva mai visti prima. Non vuole parlare di perdono, Bortuzzo, che ha aggiunto: sono imbarazzato per quello che dicono, cioè è stato uno sbaglio, riferendosi allo scambio di persona e non al fatto di aver sparato. Il Comune di Roma intende costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, di Acilia, gli aggressori di Manuel Bortuzzo. Già noti alle forze dell'ordine per vicende di droga, si sono costituiti sotto la pressione di polizia e clan della malavita organizzata che imperversano in quell'area di Roma, braccati da giorni, messi alle strette dal ritrovamento dello scooter usato quella sera, bruciato per far sparire possibili tracce, e della pistola sulla quale risultavano esserci impronte. Non era Manuel il loro obiettivo, hanno raccontato, ma i 2 rampolli del boss Mario Iovine, braccio dei Casalesi ad Acilia, con i quali Marinelli e Bazzano avevano avuto una rissa al pub. Gli infami che hanno sparato a Manuel Bortuzzo devono marcire in galera, è stato il commento del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Marinelli e Bazzano, entrambi padri di bambini in tenerissima età, rischiano una condanna dai 7 ai 20 anni di reclusione.
È con una mozione che l'Assemblea Capitolina ha dato mandato al sindaco di costituirsi parte civile contro il gesto di cui Manuel Bortuzzo è stato vittima. Applausi in aula dopo che il presidente Marcello De Vito ha annunciato il voto unanime a favore. L'indignazione di un paese intero, il dolore di una famiglia che ha mantenuto grande compostezza, la rabbia della nonna materna di Manuel, Elena De Virgilio Corona, che abita a Trieste, città dove il ragazzo è nato. Rabbia perché allora anche se colpivano quello che erano diretti gli spari, cosa devono essere perdonati? No, penso che non sia giusto. Manuel, secondo i medici, non potrà più camminare, non ha pianto, ha detto il papà quando l'ha scoperto. Alla mamma, che ha visto disperata, ha detto: fatti coraggio, nonna Elena spera in un miracolo. Ho sentito mia figlia, mi ha chiamato, mi ha detto che ha visto suo figlio, se l'ho abbracciato, l'ho accarezzato. E gli hanno tolto il tubo dalla bocca, riusciva a parlare, però quando mio figlio gli ha chiesto come ti senti, come stai, ti senti bene, e lui ha detto mi sento bene per metà, dalla testa divisa con le gambe. Speriamo che mio nipote ce la faccia e che se Dio esiste forse un miracolo lo può aiutare. Voltiamo pagina, parliamo di economia con la crisi Stefanel. Oggi al Mise il secondo tavolo di crisi. Ebbene, si è concluso pochissimi minuti fa l'incontro fiume. Dalla nota che è stata resa, che si è appunto diffusa dal Mise, al vertice erano presenti il management dell'azienda, la Regione Veneto e le organizzazioni sindacali. L'azienda ha presentato il piano industriale che ha l'obiettivo di risanare il gruppo. Nell'ambito del piano viene garantita l'operatività della sede di Ponte di Piave e dei punti vendita attraverso il ricorso agli ammortizzatori sociali. È stato firmato al Ministero del Lavoro l'accordo tra le parti per la concessione della cassa integrazione a partire da lunedì 11 febbraio. Soriel si è impegnato a mantenere al Mise un tavolo di monitoraggio periodico sul percorso di rilancio dell'azienda. Dunque andremo a capire poi nelle prossime ore quelle che saranno le decisioni anche dei lavoratori che in base a quanto sarebbe stato deciso al Mise avrebbero reso noto un eventuale piano degli scioperi. Continuiamo a parlare di economia con la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto, che ha chiesto a gran forza l'autonomia della Regione per avere più risorse da gestire nel territorio e alleggerire anche la parte burocratica. L'Associazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese del Veneto chiede a gran forza l'autonomia della nostra regione per avere, dice, più risorse e poterle così gestire direttamente in loco e alleggerire anche la parte burocratica delle imprese con la famosa banda larga, da cui siamo ancora molto lontani. La richiesta al governo centrale con una videoconferenza stampa congiunta con le consorelle dell'Emilia Romagna e della Lombardia, regioni che con il loro PIL rappresentano il motore trainante d'Italia. Credo sia un momento importante per il Veneto proprio per fare quel salto di qualità che ci serve, ma ci serve proprio perché abbiamo bisogno di più investimenti, abbiamo bisogno che ci sia la regione che sostiene lo sviluppo economico, che sostiene le imprese, le piccole imprese, che sostenga il sviluppo anche di infrastrutture che servono al nostro paese. E resta sempre il Veneto la forza economica maggiore di tutto lo stivale. Noi facciamo il 40% del PIL in Italia e abbiamo il 54% dell'esportazione nazionale, per cui siamo tre regioni che tirano la carretta dell'Italia. Allora, su questo credo sia importante che il nostro governo abbia un occhio di attenzione. Nella manifattura siamo forti e la piccola impresa credo che ha sviluppato anche nel periodo di crisi quelle sinergie per poter essere sempre all'altezza del prodotto nuovo e del prodotto all'avanguardia. La qualità dei nostri prodotti sono importanti, ma oltre a questo credo che nel Veneto dobbiamo sviluppare quello che abbiamo e che sviluppiamo poco, che è il turismo. Il turismo nel territorio è una cosa importante. Ed è subito polemica con le regioni del sud, Campania in testa, i timori sono quelli noti. È anche capibile che pensano che avendo l'autonomia queste tre regioni portano via risorse a loro. È inevitabile che
ci sia questo tipo di contrapposizione, ma io credo invece che non deve essere una contrapposizione, ma deve essere uno slancio per tutti. Torniamo alla cronaca, controlli nei locali inaspriti negli ultimi mesi nella Marca in seguito alla strage nella discoteca di Ancona che, ricorderete, aveva causato 6 vittime. Una barista ventenne di una nota discoteca di Cornuda, il Glam, denunciata a piede libero per aver somministrato alcol a dei minorenni. Il titolare del New Age di Roncade è segnalato all'autorità giudiziaria per aver fatto entrare a un concerto di Max Gazzè un centinaio di persone in più rispetto alle 330 che il locale può, sulla carta, contenere. Sono alcuni dei provvedimenti presi dalla Polizia Amministrativa di Treviso dopo l'inasprimento dei controlli seguito alla strage di Corinaldo in provincia di Ancona a inizio dicembre, dove hanno trovato la morte in 6, una mamma e 5 ragazzini. Abbiamo da qualche mese adottato tutta una serie di misure preventive e di contrasto in situazioni che possono arrecare pericolo agli avventori di locali di pubblico spettacolo, quindi dove c'è un altissimo assembramento di persone. Ma soprattutto abbiamo focalizzato l'attenzione su quelle che sono le capienze, su quello come giusto che sia siamo assolutamente rigorosi e intransigenti. Capienza che significa innanzitutto gestione di eventuali situazioni di confusione, se non addirittura panico, e un altro elemento ancora, la giovanissima età degli avventori, spesso minorenni, che richiedono cautele particolari. Uno di questi ultimi controlli è stato finalizzato proprio a verificare che i gestori si attenessero scrupolosamente a quelle che sono le normative in merito alla somministrazione delle bevande alcoliche ai minorenni. È assolutamente vietato, soprattutto ai minori di 16 anni. Su quello dobbiamo puntare tantissimo perché le conseguenze sono di natura penale. Lunedì prossimo in questura la polizia ha promosso un incontro sulla sicurezza nei locali con i titolari di questi ultimi, ma anche addetti alla sorveglianza e amministratori comunali. Un incontro di sensibilizzazione con tutti gli addetti del settore, parliamo dei gestori dei locali da ballo, parliamo dei vigili del fuoco e delle agenzie di sicurezza, con i quali si cercherà un'unità di intenti e un coordinamento per alzare sempre di più il livello di sicurezza. Torniamo a parlare della carenza di medici di base a Ponzano, chiusa la petizione, raccolte oltre 1800 firme. La settimana prossima consegneremo queste firme al dottor Venazzi, all'ULSS, incentivandolo a trovare una soluzione perché non si può andare avanti così. Prima il direttore dell'ULSS 2, poi all'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, infine le 1848 firme raccolte tra i cittadini di Ponzano e non solo arriveranno nell'ufficio del governatore Zaia. La mancanza di 2 medici di base su 8 nel comune trevigiano sta pesando, spiegano i sindacati, soprattutto tra la popolazione anziana costretta a spostarsi per una visita o una ricetta. Disagio racchiuso nel numero significativo di firme raccolte. Non hanno firmato solamente gli interessati veri e propri, ma si è allargato il discorso. E poi abbiamo anche dovuto bloccare le firme perché sicuramente sarebbero state anche molte di più. Comunque si è trattato di dare, come si diceva, fiato e voce a quella parte di popolazione che fiato e voce non ne ha. Dal 1° dicembre a Ponzano 1500 pazienti si sono trovati senza medico di base dopo che una dottoressa è andata in pensione e un altro medico che con lei divideva lo studio si è trasferito a Povegliano. Per sopperire a questo qualche ora a settimana arriva un dottore da Morgano, resta però il problema. Non si sia tenuto in considerazione invece il rapporto medici-abitanti. Ponzano ha circa 13.000 abitanti, i medici sono 6, sapendo che ogni medico più o meno a circa 1500 abitanti, i conti sono presto fatti. Ora a pesare saranno queste 1848 firme, dai cittadini la palla passa alle istituzioni. Noi speriamo che queste istituzioni che sono, come dire, che vengono sollecitate a dare una risposta, questa risposta la diano concretamente, perché quello che si aspettano i cittadini, non cose fumose, ma date certe, soluzioni concrete, eccetera. Torniamo a parlare di Villa Emo. Domani Credito Trevigiano ha organizzato una conferenza stampa per precisare alcuni aspetti relativi alla trattativa. Intanto ieri incontro in regione tra l'assessore Donazzan e il sindaco di Vedelago.
a disposizione dell'amministrazione comunale. L'assessore regionale Elena Donazzan si mette a disposizione dell'amministrazione comunale di Vedelago per fare in modo che Villa Emo rimanga patrimonio della comunità. Un impegno che l'assessore ha ribadito ieri a Palazzo Ferrofini, al sindaco Cristina Andretta e al vice Marco Perina, arrivati a Venezia per discutere del futuro del complesso patrimonio dell'umanità. Dopo la dimostrazione di interesse da parte di un privato di acquistare dal Credito Trevigiano l'opera architettonica, il comune ha studiato delle possibili contromisure che vedrebbe entrare in gioco una cordata di imprenditori. Sarebbe veramente un bel segno, no? Imprenditori veneti che si riacquisiscono un patrimonio veneto. Valorizzare le finalità pubbliche di Villa Emo trasformandola, spiega l'assessore Donazzan, in un luogo per fare formazione nell'ambito del turismo. Potrebbe diventare una sede di una parte di una scuola, potrebbe diventare un grande laboratorio per le competenze turistiche del settore della ricettività, del turistico alberghiero, potrebbe essere il luogo di alcune scuole della nostra formazione professionale. Alla fine Elena Donazzan lancia un appello. Mi piacerebbe molto che la banca guardasse tra le offerte quelle che faranno restare questa villa molto veneta e molto legata al territorio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, parte da Treviso una task force antibuche. Le squadre interverranno entro 24 ore dalla segnalazione, ad annunciarlo il sindaco Mario Conte. Un giro nei mercati per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Dopo quello di Treviso, questa mattina il sindaco Mario Conte si è recato a San Liberale. La gente ha evidenziato lo stato di alcune strade dei quartieri, molte buche profonde dovute alla pioggia e alle temperature rigide di questi giorni. Immediata la risposta del primo cittadino. È stata organizzata una vera e propria task force. Noi interverremo con un servizio che è già in essere, ma lo implementeremo proprio nei prossimi giorni, raddoppiando le forze in campo, quindi invito tutti i cittadini a segnalare al numero 0422 658 904 la presenza delle buche nelle strade comunali, soprattutto quelle più pericolose. Intanto gli operai del comune sono già al lavoro per sistemare le buche non solo lungo le strade asfaltate ma anche in quelle sterrate. L'appello del sindaco: chiamateci. Con l'aiuto dei cittadini riusciremo in tempo breve a dare risposte efficaci e efficienti per evitare quei pericoli legati soprattutto ai pedoni e alle biciclette. Quindi un servizio che noi metteremo in campo fin dalle prossime ore. Con l'aiuto dei cittadini nel giro di una settimana riusciremo a rattoppare tutte quelle buche che oggi purtroppo si stanno manifestando in parecchie strade. Nei quartieri il problema è maggiormente sentito, da Monigo a Santabona, da Fiera a Sant'Antonino fino a Sant'Angelo. Le squadre interverranno quanto prima, poi una volta terminato questo intervento verrà preso per mano anche il piano asfaltature del comune. Ringrazio anche i dipendenti del comune perché c'è una squadra destinata appunto alla sistemazione delle buche delle strade, una squadra per la manutenzione della segnaletica e 2 squadre in questo momento stanno sistemando tutte le strade bianche, che anche quelle stanno manifestando parecchie buche. Quindi credo che una bella risposta a un problema che può sembrare anche piccolo ma che però tocca molti cittadini, soprattutto la fascia dei più anziani. Fascio tra gli artigli dell'Aquila sullo sfondo del tricolore, simbolo dell'associazione che promuove la commemorazione in onore dei martiri delle foibe, in programma domenica in Piazza Pola. Simbolo che compare anche nelle mail inoltrate a tutti i consiglieri comunali dalla segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale. Apriti cielo, immediate le proteste dei consiglieri del Partito Democratico per l'esplicito riferimento al fascismo che quel simbolo porta con sé. Il sindaco Mario Conte taglia corto e parla di fesseria. Una tempesta in un bicchiere d'acqua, dice, quella partita dagli uffici è un'informazione di servizio che viene divulgata automaticamente e chi pensa di strumentalizzare una semplice mail sta facendo brutta figura davanti a tutti i cittadini. E adesso la singolare iniziativa di un imprenditore per favorire i dipendenti, per stimolarli a stare di più all'aria aperta. L'acqua, gli alberi, il parco, i rumori della natura. Che cosa c'è di meglio che stare all'aperto durante le belle giornate piuttosto che chiusi in ufficio? Così dalle parole ai fatti. L'imprenditore Francesco Celante ha pensato di realizzare un ponte che permetterà ai suoi dipendenti di raggiungere il parco che si trova al di là del fiume.
Il motivo ce lo spiega lui stesso. Per lo stesso motivo per cui noi siamo qui fuori e stiamo bene, nel senso che io penso che si lavori meglio all'aperto quando c'è bel tempo. Noi abbiamo la fortuna di vivere in un paese che ha moltissime giornate di bel tempo, e perché star chiusi in ufficio? Ormai è assodato che lavoriamo col computer, è assodato che lavoriamo con un telefonino. Tutte queste due cose qui non hanno bisogno di avere un ufficio o altro, ci possiamo sedere anche nell'erba. Così ha preso in mano la situazione ed ha deciso di realizzare la struttura. Credo che questo stimoli anche la capacità di creare cose innovative, sviluppa la fantasia. Dovrò cercare di smontare un concetto ormai consolidato, ci dice, che si lavora in ufficio mentre fuori ci si diverte solo. Dovrò riuscire a coniugare un po' il divertimento, un po' il lavoro, perché spero di poter portare la gente fuori, all'aperto, a lavorare. Quindi realizzerà un ponticello. Un ponticello che è lungo 31 metri, largo 4 e che ha le panchine sopra. È un ponte straordinariamente importante. Un messaggio chiaro che Francesco Celante vuole lanciare e che spera che possa raggiungere anche altri imprenditori. Avere dipendenti che arrivano al lavoro con il sorriso non ha prezzo. Seduti su una panchina con l'acqua che scorre, ha chiara il concetto di che cos'è la vita, Pantarei, cioè tutto scorre, e il tempo ci scorre, e che noi lo possiamo solo utilizzare nel modo migliore. Il modo migliore ovviamente è quello di essere felici. Siccome lavorare, tutto considerato, è una necessità, siamo felici lavorando. La mia terra parte da Treviso, un progetto culturale e musicale per sostenere le montagne bellunesi ed aiutare le popolazioni colpite dal maltempo di fine ottobre, un'iniziativa promossa dall'assessorato alla cultura della Regione Veneto e dall'Unione Interregionale Triveneta Agis. Musica e cultura per sostenere le popolazioni bellunesi colpite dal maltempo di fine ottobre. Da Treviso parte il progetto La Mia Terra. Si tratta di 2 concerti, il primo il 23 marzo al Teatro Mario del Monaco a Treviso e sabato 10 agosto nel suggestivo Bosco degli Artisti a Falcade. Sapere che la Regione, gli amici della Pianura Veneta si stanno attivando e ci stanno aiutando in ogni modo è veramente una cosa che allarga il cuore e che ci fa essere consapevoli di avere anche tanti amici che ci vogliono bene e che ci aiutano a sostenerci. Raccontare attraverso la musica la tragedia che ha colpito le montagne venete. Il progetto, ideato dal maestro Diego Basso, porterà sul palcoscenico 54 elementi dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana e 50 giovani coristi dell'Accademia di Castelfranco. Partiremo dalla musica lirica sinfonica per poi passare alle colonne sonore dal maestro Morricone al maestro Piovani a Francesco Sartori, per arrivare alla fine al pop rock che io poi ho trascritto in forma sinfonica, perché noi andremo lì qui in teatro ma poi in montagna con l'assoluto rispetto del volume del suono. Cercheremo di essere così in armonia assoluta con la natura e quel posto dove andremo a suonare. Intanto nelle montagne bellunesi si lavora giorno dopo giorno. Per quest'inverno le promesse sono state mantenute e i turisti hanno potuto godere le vacanze con piste da sci aperte ed ora la neve che ha reso il paesaggio meraviglioso. Noi dobbiamo riuscire a ridare entro l'estate un territorio che sia bello, che vengano ripristinate tutte le strade silvopastorali, i sentieri turistici, per permettere appunto anche d'estate la fruizione da parte dei nostri turisti. Mi fa veramente piacere che parta dalla nostra città, dice il sindaco Mario Conte, un progetto che porterà la cultura sia a Treviso che nel cuore del disastro. Noi non ci dimentichiamo quello che è successo e vogliamo aiutare a far ripartire le popolazioni bellunesi. Gli appuntamenti dunque il 23 marzo al teatro alle 21 e a Falcade il 10 agosto alle 11:30. Siamo in chiusura, vi lascio a 20:10, si parlerà di sanità con il direttore generale dell'USL 5 Polesana, Antonio Compostella. Da Treviso è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo, sarà una giornata dal sapore quasi primaverile.
Nel dettaglio, sul Veneto, prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime tra 0 e 3 gradi, massime comprese tra 9 e 12 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare. Il sole sarà protagonista della giornata, non sono infatti attese precipitazioni degne di nota. Il cielo sarà sereno o con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 1 e 3 gradi. Massime comprese tra 11 e 13 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche su questa regione dove il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Non si esclude qualche nevicata a quote medio-basse sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime tra 9 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.